dice tipica espressione indigena che riporta strati molto antichi della sacralità isolana. Questo si è scritto. Dicevi su Sarule? Dicevo che le inquadrature precedenti, specie quelle in cerchio, ci permettevano di completare la riflessione. Vedete che i giubbetti maschili, ora parliamo di quelli, anche quelli femminili, sono fatti di panno, la loro struttura è tutta in panno. Poi il modo di ornare con il velluto blu di seta o meno, varie gradazioni di azzurro, perché anche qui non poteva esistere che il bagno di colore delle pezze di tessuto che arrivavano da fuori fossero sempre identiche, dunque non sono divise, sono abiti che mantengono sempre la loro struttura e il gioco delle forme è prescritto. Poi ci sono dettagli che attengono alla possibilità personale, quindi velluto di cotone o di seta, alla capacità sartoriale, quindi qualità delle rifiniture, ma nel rispetto di quello che chiamiamo un marchio, un cliché, lo vogliamo dire identitario di riconoscimento, superando il quale scattava la critica interna.